E diamo ora spazio invece alla denuncia di un artigiano del vetro che lavora in laguna. Ecco che cosa ha da dire. Da Venezia la protesta dell'artigiano Fabio Prizzon contro il consorzio muranese Promovetro e soprattutto contro il banner pubblicitario presente in questi giorni sotto il Ponte degli Scalzi, dove si informano i turisti che il solo vetro originale di Murano è quello munito del marchio rilasciato dall'associazione come previsto dalla normativa regionale. Si tratta di pubblicità ingannevole. Viene detto che comunque per essere sicuri di acquistare un prodotto in vetro di Murano bisogna cercare il bollino della Promovetro, che non è assolutamente vero, perché qualsiasi azienda che lavora nel territorio dell'isola di Murano può associarsi a loro. Se non ti associ automaticamente sei escluso, ma io come artigiano, come tanti altri, acquisto dalla fabbrica F3, che è l'unica che ha il monopolio del vetro di Murano, e poi lo lavoro. Di conseguenza diventa una lavorazione in vetro di Murano. La tutela, sostiene Prizzon, dovrebbe riguardare il mestiere dell'artigiano vetraio e non l'isola di Murano in sé. È l'artigiano che testimonia che è vetro di Murano. Io lo lavoro, dalle mani, dal grezzo, faccio diventare un qualcosa e quello è poi vetro di Murano. Non perché il consorzio testimonia con un bollino che è vetro di Murano, assolutamente no. Nella mia situazione ci sono molte persone, denuncia l'artigiano, compresi alcuni maestri vetrai di fama internazionale riconosciuta che si sono trasferiti a Venezia e non possono dunque esporre il banner riservato agli associati di Promovetro. È assurda una discriminazione del genere per due realtà che fanno parte dello stesso comune e della stessa laguna. Nel caso in cui un artigiano famoso vive a Venezia, lui non può associarsi alla Promovetro perché non è nell'isola di Venezia. Quindi io contesto il Murano con Venezia, deve essere, anzi scusa, Venezia con Murano, ma Murano con Venezia, perché Murano è sotto Venezia, di conseguenza fa tutta facente parte di Venezia. E sentiamo qual è la replica della presidente di Promovetro. Noi ci rifacciamo a una legge regionale della Regione Veneto che stabilisce che il marchio vetro artistico di Murano può essere dato solo e soltanto alle aziende produttrici operanti nell'isola di Murano. E questo significa che un semilavorato di Murano, una lastra in vetro, una canna in vetro, se lavorata o manipolata in un altro contesto, cioè fuori dall'isola, non può definirsi vetro di Murano. Ma ripeto, qua noi non è che lo decidiamo noi, non lo decide il qui presente, non lo decide il consorzio, lo decide la legge. Ha capito? Quindi questi signori, se vogliono cambiare le cose, devono andare in regione, devono avere delle sentenze favorevoli a questo che dicano il contrario di quello che noi invece giustamente sosteniamo. D'altronde io le dico una cosa molto semplice: se uno va a Valdobbiadene e si prende una piantina di uva, di prosecco, viene qua a Murano, lo pianta, non può dire che quel vino è prosecco, mi spiego. Noi difendiamo l'origine, la tradizione e la storia del vetro di Murano, altrimenti si chiamerebbe vetro di Venezia, vetro di non so cosa, di Toscana, di polacco, eccetera, eccetera.